Due banditi con il volto coperto, armati di un coltello, rapinano il supermercato Ins di Quinto, poi fuggono con una Dacia Duster di colore nero risultata rubata, rapinatori in fuga con l'incasso, carabinieri sul posto. A meno di 24 ore dal primo tentato furto che aveva costretto il titolare a dormire nel locale Nuovo Colpo alla birreria Tarvisium di Spresiano, ma stavolta il ladro è stato preso. Si tratta di un 47enne. Rissa fuori da scuola Montebelluna nel piazzale accanto alla fermata del bus. Un quindicenne è stato accerchiato da circa una quindicina di ragazzi e pestato a sangue. Sottoposto all'obbligo di dimora, Rovigo fugge all'alta della polizia durante un controllo a Mogliano Veneto. Nel pericoloso inseguimento restano feriti 2 agenti e 3 militari. Poteva avere conseguenze tragiche la perdita in strada di 2 enormi putrelle di ferro da parte di un camion a San Vito di Cadore. Colpite 2 auto in sosta, ma non ci sono feriti. Picchia il figlio con la cinghia per punirlo, 40enne moldavo cristiano evangelico a processo. Lui si giustifica, è scritto nella Bibbia. A Trevignano, dopo la prolungata interruzione di elettricità di ieri pomeriggio, i commercianti contano i danni, timori per altre 2 ore di blackout previste per domani. Calcio, a Feltre non riesce il colpaccio al Treviso che nello scontro diretto con la capolista Dolomiti Bellunesi si ferma sull'1-1. Le 2 squadre restano a 4 punti di distanza. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Cronaca che ci porta subito sul posto dalla nostra Daniela Sizzia, che si trova a Quinto di Treviso, dove nel pomeriggio si è consumata una rapina. I rapinatori sono in fuga, i carabinieri sul posto. Daniela Sizzia con Tommaso Migot, buonasera. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori. L'hai detto tu, ci troviamo proprio nel luogo dove è avvenuta la rapina nel pomeriggio. Noi siamo a Quinto, davvero a 2 passi da Paese. Il supermercato, lo vedete alle mie spalle, l'Ins, 2 persone travisate, con il volto travisato, sono entrate armate di coltello, hanno preso la cassiera, l'hanno minacciata, la cassiera che fra l'altro è anche la titolare, l'hanno minacciata e si sono fatti consegnare il denaro in cassa, circa 650 euro, poi sono fuggiti. È stato davvero un colpo fulmineo, sono entrati ed usciti in pochissimi minuti. A sentire poi qua le sirene dei carabinieri, tutti i negozianti. Voi vi facciamo sentire ora proprio le parole del titolare della prosciutteria che si trova proprio accanto al supermercato, che ci ha detto questa zona comunque è una zona presa di mira dai ladri, ma mai avrei pensato che potessero colpire proprio in pieno giorno. Sentiamo dunque le parole. Abbiamo sentito le sirene, ovviamente eravamo in servizio quell'ora là, quindi non abbiamo visto nulla, abbiamo sentito le sirene, qualcuno dei ragazzi ha visto i carabinieri là fermi, però in realtà siamo cascati dalle nuvole perché non sapevamo assolutamente quello che era successo. C'è un po' di preoccupazione. Beh, la zona è sempre stata soggetta, a noi è successo la fine dell'anno scorso che ci hanno rapinato, hanno sfondato la vetrina qua, insomma, quindi la zona è soggetta a questo tipo di problematiche. Purtroppo di giorno non è mai successo, la prima volta, devo dire la verità. Alle 2 di pomeriggio, insomma, c'è anche un via vai di persone, eppure sono davvero sfrontati i malviventi. Sicuramente, ripeto, è la prima volta che sento una cosa del genere qua in zona, ma in generale in tutto il circondario tra Paese e Quinto, quindi sì, fa preoccupare sicuramente. Proprio in pieno giorno, fra l'altro, insomma, questo supermercato è sempre pieno, c'è sempre un via vai di persone a qualsiasi ora. Siamo arrivati, è sempre stato davvero un'entrata continua di persone, di clienti, tutti preoccupati perché ovviamente la notizia ha cominciato a girare anche qua tra Paese e Villorba. Questo come vi dicevo è frequentato. Se vedete adesso Tommaso Migotto ve lo fa vedere, lì c'è una telecamera
telecamera di videosorveglianza e telecamera, quindi immagini che saranno sicuramente visionate dai carabinieri nelle prossime ore, sono state già acquisite, ma in tutta la zona ci sono delle telecamere. Loro avevano il volto travisato, ma insomma c'è un po' di ottimismo, si spera di riuscire a individuare questi due malviventi, ripeto, armati di coltello, che poi sono usciti a fuggire con una macchina color scuro, una Dacia scura nera, è risultata rubata. Sulle tracce di questi malviventi i carabinieri che stanno cercando anche di ricostruire tutta la rapina, che cosa, a che ora. Hanno parlato con la titolare, che ovviamente in questo momento è preoccupata, impaurita, si è vista insomma l'arma puntata addosso, si è visto il coltello puntato addosso, quindi c'è preoccupazione anche tra vari negozianti. Noi abbiamo sentito altri negozianti che ci dicevano la stessa cosa che ci ha detto il titolare della prosciutteria: mai avremmo pensato in pieno giorno e fra l'altro in un posto dove c'è sempre gente che entra, per cui insomma questa è la preoccupazione. E abbiamo sentito anche alcuni cittadini, una signora ci diceva: io abito qua vicino, ho un bambino in casa, ho sempre paura perché questi malviventi entrano e si arrampicano ovunque, non hanno nessun tipo di scrupolo, e dice: io ho paura. Questo è un po' il sentimento un po' di tutti i cittadini, tutti quelli che sono arrivati hanno sentito che cosa era accaduto. Cristian, qui da Quinto è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie Daniela Sizia con Tommaso Migot. Da Quinto di Treviso a Spresiano, a meno di 24 ore dal primo tentato furto che aveva costretto il titolare a dormire nel locale, come tra l'altro vi avevamo raccontato ieri sera, nuovo colpo alla birreria Tarvisium, ma stavolta il ladro, che sarebbe lo stesso in entrambi gli episodi, è stato preso. Si tratta di un 47enne pregiudicato. Un po' seccante, 24 ore, 2 visite. E purtroppo questa volta è riuscito ad entrare. È a suo modo un record, quello registrato dal locale di Fabio Bobbo, la birreria Tarvisium in centro a Spresiano, visitata per 2 notti consecutive dallo stesso ladro. Tra martedì e mercoledì un tentativo di furto con effrazione aveva costretto il titolare a dormire dietro il bancone, come vi avevamo peraltro raccontato nel nostro telegiornale. 24 ore dopo il secondo raid alle 2:40 del mattino. È riuscito a entrare da questa finestra, che è riuscito ad aprirla, e fortunatamente comunque il locale fornito di allarme, è partito l'allarme e sono state avvisate le forze dell'ordine, che in pochi minuti sono arrivati. Io sono riuscito a anticiparli leggermente perché ero qui a 1 chilometro e probabilmente non ho dato modo di scappare perché è rimasto qui fuori da qualche parte nascosto. Con il sistema di allarme scattano anche i fumogeni che rendono l'aria irrespirabile. Sono attimi concitati. Bravi sono stati i carabinieri, che appena hanno visto un personaggio muoversi, qualche rumore, non hanno avvistato, erano rincorso subito e sono riusciti a prenderlo, recuperando anche l'incasso. L'uomo è un 47enne residente nella Marca, pregiudicato. Non ci sono dubbi che sia lo stesso della notte precedente, stessa corporatura, stesse scarpe da ginnastica. Le immagini della videosorveglianza sono in mano ai militari dell'Arma, che stanno approfondendo altri fatti analoghi. Di certo Bobbo non si aspettava un bis. Non so se ce l'abbia con me oppure per qual motivo, insomma, o si sentiva sicuro, forse perché la volta prima è partito l'allarme, non è arrivato nessuno e forse ha detto stavolta sono tranquillo. Pioveva, c'era il temporale, locale chiuso. Presumo che sia questo il motivo, insomma. Lo stesso Bobbo ha intravisto il ladro mentre i carabinieri lo stavano arrestando. Cosa abbia provato è presto detto. Rabbia, tanta rabbia, però anche sono contento, insomma, che sia andato a buon fine. Speriamo, insomma, che giustizia venga fatta. Sembrano frasi fatte, trite e ritrite, ma la certezza della pena è l'unico deterrente a una serie di reati che vedono di fatto la gente impunita, se ne fregano di tutto, e questa è la dimostrazione proprio lampante. C'è stato la sera prima, è successo quel che è successo, la sera dopo è tornato. Voglio dire, bisogna cominciare a usare il pugno duro. E sempre a Spresiano un altro furto si è registrato nella notte, anche questo sembra ascrivibile al 47enne ora in carcere. Nel mirino la pasticceria Desiré sulla Pontebana ha trovata la spranga di ferro usata per il colpo. Fuori c'era questa piccola spranga di ferro, adesso penso sia tutto qua.
Niente di più. Verosimilmente entrare in azione è stata una persona solo. Sì, secondo me sì, secondo noi sì. Non è che hanno rivistato tanto, 3 cassetti e basta. Alla fine hanno portato via quanto? Non tantissimo, guardi, il valore di 150 euro, sono stata fortunata, quello che c'era comunque il fondo cassa, niente di più. La spranga a terra e le impronte sulla vetrata sono alcune delle tracce lasciate nottetempo dal ladro entrato in azione alla pasticceria Desiré, probabilmente lo stesso arrestato subito dopo il colpo alla birreria Tarvisium, sempre in centro a Spresiano. I due locali distano pochi minuti a piedi l'uno dall'altro. Sul posto i carabinieri non hanno lasciato nulla di intentato. Dopo la denuncia è stato effettuato anche un sopralluogo. In questo caso le telecamere, pur presenti, non possono essere d'aiuto. Diciamo che ieri sera c'è stato quel blackout temporalesco che ha causato una temporanea fermo di telecamera praticamente. Ha avuto anche un po' di fortuna questo tipo. Ora bisogna collegare i fatti e capire quali e quanti furti avvenuti recentemente a Spresiano e dintorni siano ascrivibili al 47enne attualmente in carcere. Non mi sembra il caso e giusto che questo soggetto, se è lo stesso, possa creare tutti questi disagi alla cittadinanza. Ci auguriamo che abbia la giusta sentenza, quello perlomeno da non ritrovarcelo ancora più tra i piedi. Resta un tema più generale di sicurezza reale e percepita. La settimana scorsa ho sentito che sono stati al primo piano dai vicini e hanno rubato una bici. È quello che ho sentito. C'è un po' di paura. Oh, sì, questo sì, paura sì, ma anche perché adesso un pochino sono più tranquilla perché viene l'estate, quindi c'è la luce, c'è gente che per strada, ma d'inverno è proprio da aver paura perché poi non c'è nessuno. A Montebelluna, a Rissa, fuori da scuola, nel piazzale accanto alla fermata del bus, un quindicenne è stato accerchiato da un branco di ragazzi e pestato a sangue. L'allarme viene lanciato, un allarme preciso, viene lanciato dal preside Ballon. Era molto provato, aveva dei segni sul viso, era stato colpito evidentemente da dei pugni perché sputava ancora un po' di sangue ed era sfregiato per la presenza di anelli probabilmente del picchiatore. Abbiamo chiamato l'ambulanza e portato a pronto soccorso. L'immagine è estrapolata da un video effimero che però ha fatto presto il giro delle chat degli studenti. A turbare ancora di più una situazione già gravissima le parole condivise a Corredo, Facina che ride e il commento Rissa Time. Erano circa le 7:40 del mattino. Un branco di 15 ragazzi, tutti tra i 15 e i 16 anni, hanno cerchiato un compagno quindicenne che frequenta la scuola appena sceso dal bus. Preso da dietro, dallo zaino e poi scaraventato a terra. L'ira del picchiatore che lo ha preso a pugni in volto ripetutamente mentre tutti assistevano senza reagire filmando la scena. La colpa? Aver difeso un compagno di istituto che aveva messo in giro voci sul conto dell'ex di uno del branco. Li stavamo già seguendo, li avevamo già individuati, avevamo già parlato con i genitori, ma ci sarà un consiglio di istituto straordinario dove il responsabile sarà sicuramente allontanato dalla scuola, un fatto che segue ad altri che avevano già rilevato in questa scuola ma anche nella sede Scarpa e che abbiamo cercato un po' di inquadrare all'interno di uno studio che stiamo facendo dall'anno scorso sul disagio dei ragazzi. I dati emersi fanno pensare, quasi tutti i ragazzi che hanno risposto al questionario, circa 1500, hanno fatto esperienza di sexting e bullismo diretto o indiretto. A preoccupare anche l'abuso di alcol. A scuola c'è anche un codice: vodka nella bottiglietta di acqua frizzante, un altro superalcolico nelle bottigliette del tè perché dello stesso colore. Il risultato: studenti ubriachi ogni lezione pomeridiana. A tanti altri fatti successi le famiglie chiedevano aiuto alla scuola per prendercela con i responsabili anche di fatti accaduti esternamente alla scuola. Sul mio invito di denunciare le cose i genitori fanno sempre marcia indietro, hanno paura anche loro che succeda qualcosa al figlio di ulteriore e quindi la rottura di questa omertà è fondamentale per riuscire a risolvere questo problema. Rinnova la proposta di far passare del tempo con le persone in difficoltà a chi non segue le regole il sindaco Bordin. Una rissa tra studenti che si è verificata nella settimana in cui sono stati denunciati i ragazzi artefici della rissa di Carnevale sempre a Montebelluna. Da una parte abbiamo le famiglie dei
dei bulli che dovrebbero essere certamente più presenti. La famiglia deve per prima dare l'educazione ai figli e smettiamola di pensare che sia sempre colpa degli altri, delle istituzioni, della scuola, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'opposizione, invece, se da un lato le famiglie devono educare al rispetto, c'è la necessità di ripensare il mondo sociale. Credo che Montebelluna deve riscoprire di essere una comunità educante e per questo ha bisogno non solo del mondo della scuola, ma anche del mondo degli amministratori, il mondo delle forze dell'ordine, tutto quello che è il mondo sportivo e volontariato. Probabilmente c'è da ripensare un'idea di città, di comunità, dove i giovani possono essere capiti e ascoltati. Folle inseguimento nella notte tra Mogliano Veneto e Mestre, ci sono 2 poliziotti e 3 militari dell'operazione Strade Sicure che hanno riportato ferite. Un cittadino africano sottoposto all'obbligo di dimora a Rovigo ha ignorato l'ALT imposto dagli agenti della polizia durante un controllo a Mogliano Veneto, fuggendo a tutta velocità a bordo della sua auto. La fuga ha scatenato un inseguimento immediato ad alta tensione. L'uomo, che voleva incontrare la sua compagna nel Trevigiano, ha cercato in tutti i modi di seminare la volante della polizia. Nonostante la folle velocità per le vie di diversi comuni, anche della Riviera del Brenta, le forze dell'ordine, supportate da una jeep dell'esercito dell'operazione Strade Sicure, hanno rapidamente raggiunto l'uomo a bordo di una station wagon. Dopo diversi speronamenti, l'inseguimento si è concluso con uno schianto violento in carbonifera a Mestre, un impatto che ha segnato la fine della fuga. A seguito dell'incidente, 5 operatori delle forze dell'ordine, 2 agenti della polizia e 3 militari sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Le prognosi sono risultate relativamente brevi per la maggior parte dei feriti, ad eccezione di un poliziotto che ha riportato una contusione significativa alla mano con una prognosi di 15 giorni e la necessità di ulteriori cure. Una volta preso in custodia, l'uomo è stato condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Nel veicolo sono stati rinvenuti alcuni grammi di cocaina. Pioggia battente e vento forte hanno segnato questo giovedì nella Marca Trevigiana, non solo nella Marca Trevigiana dove l'allerta resta gialla anche nelle prossime ore. A Vittorio Veneto sorvegliate speciali, le frane già attive sul territorio. Ancora più critica la situazione sulla strada regionale Feltrina che come sapete è nel caos dopo la chiusura di un tratto venerdì scorso. Arriva dal Ponte della Priula l'istantanea più fedele di un ordinario giovedì di maltempo sulla Marca Trevigiana, dove vento e pioggia non hanno dato tregua, con il bollettino della Protezione Civile che conferma l'allerta gialla nelle prossime ore per i bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto e Basso Brenta, Bacchiglione, Lemene, Livenza, Tagliamento. Quanto al vento, forti raffiche si sono registrate a Tarso, così in zona corbanese. A Conegliano, soprattutto nella notte e nella prima mattina, si sono registrati blackout localizzati, mentre davanti all'ospedale, anche se non ci sarebbero collegamenti con il meteo, è esplosa una tubatura dell'acqua con i vigili del fuoco e tecnici di Piave Servizi che hanno lavorato tutta la notte sotto il diluvio. Il timore iniziale era quello che il guasto provocasse l'erosione del manto stradale e quindi problemi di staticità proprio davanti all'ingresso del pronto soccorso. Pericolo scongiurato, assicura il vice sindaco Claudio Toppanna, che ringrazia le squadre intervenute. Poco più a nord, a Vittorio Veneto, sorvegliate speciali le frane che si erano aperte con le ondate di maltempo dell'ultimo biennio. I nostri tecnici stanno facendo dei sopralluoghi in tutto il territorio. Al momento non ci sono criticità principali, tranne la zona delle perdonanze che è attenzionata con un sopralluogo preciso. Tra l'altro abbiamo anche attivato il Genio Civile che nelle prossime ore farà un sopralluogo. E le condizioni meteo non hanno aiutato il deflusso regolare del traffico tra Onigo di Pederobbe e Cornuda, i 2 centri che in questi giorni stanno pagando lo scotto delle deviazioni in Feltrina dopo l'incidente di venerdì che ha costretto alla chiusura del tratto in corrispondenza del cavalcavia sulla provinciale covolese. Traffico molto intenso, soprattutto nelle ore di punta. Si guarda a sabato, quando Veneto Strade dovrebbe riaprire in entrambi i sensi di marcia.
Intanto i vigili del fuoco, rimaniamo in quell'area, sono impegnati in Pedemontana per una perdita di gasolio che ha messo in difficoltà la circolazione stradale. Si tratta di una scia di carburante che parte da Bigolino lungo la strada provinciale 2 fino a Covolo di Pederobba. Da lì prosegue sulla provinciale 84 che da Covolo va verso Cornuda, poi a destra verso Masera fino all'incrocio di Casella d'Asolo sulla 248 Bassanese, da lì fino a Onè. Molte le chiamate ai vigili del fuoco di automobilisti e camionisti i cui veicoli slittano a causa del gasolio misto a pioggia. Interessati anche i tecnici comunali, così come i carabinieri di Montebelluna, Valdobbiadene, Asolo e i colleghi della zona del Bassanese. Quindi un allarme che è generalizzato e che vede impegnati senza sosta soprattutto i vigili del fuoco. Stiamo sul maltempo, vi do questo grafico che è stato diramato dalla Protezione Civile del Veneto e anche dallo stesso assessore all'ambiente e alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, e sono i livelli in Valle del Pasubio, quindi siamo nel Vicentino, dove si stanno registrando precipitazioni record di 50 mm nell'arco di un'ora. Questo porta all'apertura del bacino di laminazione di Montebello. Questo è l'aggiornamento dell'ultima ora che vi posso dare, con un'allerta che resta gialla, lo ricordo, fino alle 20 di domani sera. Una storia che sta facendo il giro d'Italia. Picchia il figlio con la cinghia per punirlo. Quarantenne moldavo, cristiano evangelico a processo in tribunale a Treviso, si giustifica, questo quarantenne si giustifica dicendo è scritto nella Bibbia. Deve rispondere del reato di abuso dei mezzi di correzione. È finito a processo un quarantenne moldavo che avrebbe picchiato più volte, anche con la cinghia, il figlio undicenne. Lui, cristiano evangelico, ha sempre seguito le massime morali contenute nel Vecchio Testamento. Non era la prima volta che colpiva il figlio, forse un po' vivace, per castigarlo, tanto che tra i due coniugi i rapporti erano diventati tesi. L'ultimo episodio ha scatenato la denuncia. Il 28 luglio 2020 il bambino pensa bene di fare uno scherzo in casa. Aggiunge del sale nei pasti che la mamma sta per servire in tavola. La donna riscalda il cibo e lo assaggia e si accorge che è tutto immangiabile. Messo alle strette, l'undicenne è costretto a confessare, ma il padre non la prende bene e lo punisce. Un castigo ci vuole, lo dice anche la Bibbia, spiega l'uomo. Il ragazzino fa vedere i lividi e l'ecchimosi sulla schiena alla sorella maggiore. A quel punto la mamma lo porta in pronto soccorso. Da qui la strada per la denuncia è stata breve. Per i medici la diagnosi è di qualche giorno, ma scatta la segnalazione alle forze dell'ordine. Lui, avrebbe detto ai carabinieri la mamma del bambino, legge quotidianamente la Bibbia e pensa di mettere in pratica in maniera letterale quello che è scritto. Ora dovrà spiegarlo anche ad un giudice. Il quarantenne è stato ammesso al giudizio abbreviato e il processo è stato aggiornato al prossimo 11 settembre. Sempre per la cronaca giudiziaria, ma ritorniamo a parlare di furti, di una raffica di furti dalla Racket Club di Panatta alla gastronomia Le Papere. Tornano davanti al giudice 2 ladri seriali. Ladri recidivi. Tra luglio ed agosto dello scorso anno hanno messo a segno una raffica di furti. 2 cittadini italiani, classe 81 e classe 94, già gravati da provvedimenti giudiziari, sono comparsi davanti al giudice Alberto Fraccalvieri per un altro processo a loro carico che si tiene con il rito abbreviato. La procura ha chiesto la condanna a 1 anno e 4 mesi per il 30enne e a 3 anni e 2 mesi per il 43enne. L'udienza è stata aggiornata il 15 maggio per le repliche e la pronuncia della sentenza. I 2 ladri, esperti, sono accusati di numerosi colpi compiuti o tentati, fra questi quello al Racket Club di Adriano Panatta. Dopo aver fatto irruzione, i 2 si erano allontanati con 1.500 euro che si trovavano all'interno dei registratori di cassa, con i soldi delle mance, altri 800 euro e un iPhone 8. Difesi dall'avvocato Marcello Stellini e Paolo Pastre, devono rispondere anche di altri furti. Sarebbero loro ad aver sottratto alla Spiga d'Oro 100 euro, poi sarebbero entrati all'interno del ristorante Sushi Z e si sarebbero impossessati di 320 euro in mance, un telefono cellulare e un tablet. Non solo, la scorribanda è continuata nella gastronomia Le Papere, bottino, un cellulare e un tablet. Poi avrebbero fatto irruzione all'istituto Turazza sportando le monetine del distributore automatico. Identificati ed arrestati, i 2 sono stati ritenuti responsabili di numerosi colpi. Il 27 settembre scorso entrambi erano già comparsi davanti al giudice e condannati per diversi altri furti.
Dopo il blackout durato circa 12 ore a Trevignano è tornata la corrente, ma è previsto per domani un nuovo stop di 2 ore. C'è preoccupazione tra i commercianti. È previsto a mezza giornata, il problema principale è che è nel momento peggiore perché siamo su un prefestivo sotto Pasqua e tenere chiuso è un problema grosso. Danni economici che si prevedono, insomma? Sicuramente sì. Adesso cercheremo di ovviare il problema con un generatore se riusciamo a trovarlo, ma oggi per domani non è facile. Troppo grande il guasto alla centralina, la necessità è quella di togliere ancora l'elettricità a Musano di Trevignano. La paura più grande tra i commercianti dopo le 12 ore di blocco che hanno messo in tilt attività ed esercizi è che le prossime 2 ore di stop previste dalle 11 alle 13 si prolunghino come già successo. Quello che ci chiediamo, chi rimborserà questo danno? Perché si chiamano diversi enti e tutti dicono non è colpa nostra, non è colpa del comune, non è colpa dell'Enel, è il guasto. Danni economici difficili da calcolare tra chi ha dovuto chiamare tecnici per ripristinare il blocco dei frighi, come è successo alla gelateria di Via Villette, a chi, come bar e parrucchieri, ha perso l'intera giornata di lavoro che può girarsi anche intorno ai 1.000 euro in giorni prefestivi in cui si svolgono spesso impegni più lunghi e onerosi. Siamo andati avanti fino alle 8 di sera ad annullare appuntamenti, man mano che entravano dovevamo mandare a casa, ahimè dispiaciute, chi capiva, chi comprendeva, chi invece si arrabbiava. Abbiamo avuto un bel danno perché è la settimana di Pasqua e quindi avevamo già tutti appuntamenti fissati che adesso ricadono sui prossimi giorni dove purtroppo già siamo piene. Le spine non funzionavano più, la roba non era più fredda, tramezzini che si sono scaldati da buttare via, rischio di buttare via tutte le brioche surgelate e quant'altro, gelati e tutto quanto. Non è stata una bella giornata. Ma soprattutto anche il servizio per i clienti. A ridosso della Pasqua, se i lavori si potevano fare in un altro momento sarebbe stato meglio. Sulle richieste di risarcimento interviene il sindaco che invita a chiedere i danni alle società fornitrici. Il comune non può fare nulla, mentre sul rispetto degli orari del prossimo intervento rassicura. Credo che abbiano fatto bene i loro calcoli, sicuramente la cabina deve essere messa a posto, il danno che ne risulterebbe fra passare Pasqua senza elettricità sarebbe troppo grande. Siamo pronti a portarvi a Roncade e aggiornarvi sul caso delle larve nella pasta, ormai arcinoto, e poi ancora tutti gli aggiornamenti in materia di dazi, l'atteso match tra Dolomiti Bellunesi e Treviso. Insomma, dobbiamo raccontarvi ancora parecchie cose fra poco. Di nuovo in diretta andiamo a Roncade per tutti gli aggiornamenti sul caso delle larve nella pasta della mensa della scuola. Dopo settimane di verifiche ed accertamenti, il prossimo 23 aprile, al rientro dalle vacanze di Pasqua, ripartirà regolarmente il servizio mensa scolastica a Roncade. Nell'incontro tra amministrazione comunale, ditta incaricata del servizio ristorazione, Dipartimento Prevenzione dell'ULS, Carabinieri, dirigenza dell'istituto e rappresentanti dei genitori, è stato fatto il punto sui controlli dopo il caso delle larve trovate nel cibo della scuola di San Cipriano. Episodio, è stato sottolineato, che sarebbe riconducibile ad un'azione isolata messa a segno poco prima della somministrazione del pasto e che ha portato al licenziamento di 2 collaboratrici della Dusman. La mensa dunque riaprirà dopo settimane nelle quali i bambini hanno potuto consumare il pasto portato da casa. Era una situazione transitoria che doveva terminare, quindi alla luce anche delle indagini che sono state fatte, delle misure messe in campo sia ovviamente dall'amministrazione ma soprattutto dalla ditta fornitrice, la quale ha messo in piedi anche un vero e proprio sistema di protezione che si chiama Food Defense, che viene utilizzato come sistema antiterroristico. Alla luce di tutto quello che è stato messo in piedi e di quello che è emerso dalle indagini fino ad ora, si è deciso di riaprire e di tornare
alla normalità. Ciò non esclude, continua il sindaco Marco Donadel, che l'amministrazione continuerà a vigilare sul servizio. Nel frattempo, su richiesta della Filcams CGIL, è stato convocato per martedì prossimo un incontro in prefettura con i vertici della Dusman ed il comune. Siamo più che fiduciosi che si venga così a ripristinare una situazione lineare e duratura del servizio, commenta Nicole Chirici della Filcams di Treviso, anche a garanzia della continuità occupazionale delle addette. Parliamo adesso di dazi, inevitabile visto quello che è accaduto e sta succedendo alla Casa Bianca. Lo potete vedere, l'incontro tra Donald Trump e la Premier Meloni, incontro molto atteso. Sembra che l'esito sia positivo, chiaramente poi resteremo in attesa anche delle contromosse dell'Unione Europea. Situazione chiaramente internazionale, tema internazionale che ha delle ricadute locali. Ne parla il Presidente della Camera di Commercio. Quello che mi preoccupa di più sono le cavallette cinesi. Quando questi entrano nei mercati fanno veramente, direi, disastri. Chiama in causa addirittura la Bibbia il presidente Pozza per spiegare uno dei possibili contraccolpi dei dazi americani. Perché anche in Europa e quindi anche nel nostro territorio la sovrapproduzione orientale non assorbita dal mercato americano si riverserà come su altre piazze commerciali, minando la produzione interna. E l'esempio più evidente è il mercato del cotone, dove di fatto la Cina è monopolista dopo aver cancellato le filiere locali. Per molti il prossimo passo sarà il settore automobilistico, con i grandi marchi cinesi che in Ungheria e Spagna stanno aprendo fabbriche, anticipando di fatto ogni possibile politica protezionistica del comparto da parte dell'Unione Europea. Ecco perché anche secondo il presidente Pozza l'unica via di uscita per le nostre aziende è la cura e la creatività delle produzioni, ovvero il Made in Italy. Il Made in Italy ci servirà. Io che ho questa esperienza della presidenza delle Camere italiane nel mondo, vedo che davanti a noi il Made in Italy è voluto dai consumatori stranieri. Il Made in Italy ha una sua capacità di attrazione, ha un cuore, ha un'anima. La produzione che fanno i nostri artigiani, le nostre piccole imprese, nessuno è in grado di farlo. Essere quindi artigiani nel mondo, ma anche, sottolinea Pozza, fare dei nostri emigranti ambasciatori del nostro saper fare nel mondo. Abbiamo anche tantissimi italiani lì. Ragazzi, perché non sfruttiamo questo indotto? Perché non sfruttiamo l'italianità nel mondo? Nessuno ha questa capacità. Ma, conclude Pozza, un cambiamento epocale lo deve fare l'amministrazione pubblica a tutti i livelli. In una parola, la burocrazia. Noi dobbiamo tutelare i nostri prodotti con cosa? Con una politica di sostegno, con la rete all'estero delle ambasciate, consolati, camere di commercio e le agenzie che sostengono le imprese. Io sono stato in una recente visita in America Latina dove abbiamo perso una commessa di 980 milioni perché un'agenzia dello Stato non ha garantito il credito. Non è possibile. Sempre la pagina dell'economia con l'assemblea dei soci di Centromarca Banca, bilancio che chiude con buoni risultati, pratiche per famiglie e aziende aumentate considerevolmente e così lo sforzo nel sociale. Facciamo il punto. La banca è solida, quindi può sostenere, diciamo, l'economia reale e la comunità del territorio anche in momenti, insomma, difficili. Una gestione sana, prudente e orientata a lungo termine è una ricetta dettata dalla responsabilità con i vertici di Centromarca Banca, quella che ha portato alla chiusura in positivo del bilancio dell'Istituto di Credito Cooperativo di Treviso e Venezia. Numeri presentati all'Assemblea dei Soci, affatto scontati viste le montagne russe dell'economia mondiale. Il 2024 ci ha portato un risultato di un bilancio molto positivo, in crescita, solido, con un utile di 24 milioni e mezzo, ben oltre le previsioni del piano industriale. Questo risultato ha rafforzato ulteriormente il nostro patrimonio, di conseguenza i nostri indici di solidità e il Total Capital Ratio, che è l'indice che più rappresenta la solidità di una banca e quindi il suo grado di affidabilità, supera il 26%. E questo quando la media italiana è del 15,5%. Importante è stato anche il percorso sulla qualità del credito, abbiamo ridotto ulteriormente i crediti deteriorati portandoli al di sotto dello 0,6%
0,6% rispetto agli impieghi netti, questo è un risultato che rappresenta il minimo storico, quindi sono veramente risultati molto molto importanti. Uno sforzo ricompensato, dice Alessandrini, dalla fiducia dimostrata dai risparmiatori, più 185 milioni di raccolta rispetto al 2023. 1518 le pratiche sostenute a favore di famiglie e imprese per 241 milioni erogati. Non secondario il bilancio sociale, progetti culturali, sportivi, umanitari e ambientali. Abbiamo destinato più di 1,5 milioni a questo territorio, ne faremo molti di più quest'anno. Vedremo come andrà, perché qualche nube, come tutti ben sanno, c'è nel nostro futuro, ma contiamo comunque di farcela. Oltre 500 studenti coinvolti, 141.000 euro di fondi ottenuti nel 2024, torna l'evento di beneficenza Sei Insuperabile con un'edizione da record. Battiamo le barriere architettoniche e culturali per far capire che ogni persona ha un talento, che ogni persona ha delle caratteristiche diverse e che non esistono disabili o abili. La disabilità non deve più essere un ostacolo. Il messaggio che guida la quinta edizione di Sei Insuperabile, che quest'anno batte le precedenti con 27 associazioni sportive, 10 istituti scolastici, 5 istituzioni culturali e 6 cooperative. Con la collaborazione dell'Istituto Cavani Scanova di Possagno, presentata a Treviso presso la Sala Guadagnin di Palazzo Rinaldi, promossa dalla Fondazione Brombal. Musica, arte, sport, cena di gala, ma la parola chiave è inclusione. Quest'anno oltre 500 studenti coinvolti. Miriamo sempre di più ad ampliare questo progetto a tutte le scuole del territorio che volessero, perché ricordiamo che durante tutto l'anno andiamo a fare laboratori all'interno delle scuole in cui questi ragazzi si cementano insieme ai ragazzi con disabilità e lavorano insieme su questi progetti. In Italia una delle più belle leggi da questo punto di vista, che è la legge 104, che ha quasi 30 anni e che valorizza e cerca veramente di dare a tutti coloro che si trovano in una certa condizione pari dignità e pari diritti, e noi da questo punto di vista vogliamo trasmettere attraverso l'educazione ai nostri ragazzi. Nessuno deve stare in panchina, continua il ministro Bussetti. Si punta sempre più a sensibilizzare il territorio e a creare nuove collaborazioni. 141.000 euro i fondi raccolti nel 2024 e si punta a fare sempre di più. Musica, fumetti, spettacoli, ma la parola chiave è incontro, soprattutto incontro. Presentata oggi alla Biblioteca Civica di Santa Lucia di Piave la terza edizione di Foresta di Libri, festival letterario dedicato ai ragazzi, in 80 presenti nella fascia compresa tra i 10 e i 17 anni. 25 biblioteche in 21 comuni, dei quali Vittorio Veneto, l'ente capofila, con la direzione artistica di Vera Saltoni. Il festival si terrà tra il 26 e il 27 aprile all'area Fenderl, dove ospiti e autori saranno scelti e intervistati direttamente dai ragazzi dei gruppi di lettura, veri protagonisti dell'evento. Obiettivo: condividere idee, creare nuovi orizzonti. L'anno scorso l'evento coinvolse 200 ragazzi, si punta ad ampliare le partecipazioni. Lo sport, la partita dell'anno tra Dolomiti, Bellunesi e Treviso termina con un pareggio 1-1, questo è il risultato finale allo stadio Zuni Tauro di Feltre, tutto esaurito nonostante la pioggia battente nel pomeriggio di oggi. 1200 gli spettatori per un match attesissimo dal calcio locale. Il primo gol messo a segno dai bellunesi a 8 minuti dal fischio d'inizio, rete di Marangona. I trevigiani hanno risposto al 39esimo ad andare in porta a Beltrame. Dolomiti non timbra ancora la promozione in Serie C, ma davvero sembra mancare poco, mentre Treviso ha disputato una buona gara ma resta a 4 punti dai dolomitici. Le speranze quindi per i trevigiani si fanno sempre più flebili. Dal calcio al volley femminile, finale scudetto, Limoco piega Milano e si aggiudica gara 1 in un palaverde strapieno. Le ragazze di coach Santarelli vincono per 3-1. Non basta una Egonu da 33 punti alla Numia Vero Volley. Milano subito aggressiva, si porta avanti nel primo set 7-3, ma le Pantere si riprendono immediatamente prendendo in breve 6 punti di vantaggio che mantengono fino alla fine. Più equilibrato il secondo set, meno errori da parte delle milanesi, ma poi è Conegliano a dettare legge sul campo. Sabato già si replica con una gara 2 ad Assago che si preannuncia a sua volta sold out, come è stato al Palaverde. E noi adesso andiamo a Belluno.
Si è rischiata la tragedia questa mattina sulla 51 di Alemagna in via Nazionale a San Vito di Cadore. Queste immagini parlano da sole. Un autoarticolato per cause da accertare ha perso parte del proprio carico, 2 enormi putrelle in ferro precipitate a bordo strada, colpite 2 auto che gli erano in sosta. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. L'allerta al 115 ha fatto convergere i mezzi dei vigili del fuoco da Cortina e Belluno. Con l'autogru è stato riequilibrato il carico per consentire all'autotrasportatore di portare a termine la consegna. Successivamente il mezzo pesante è tornato a San Vito per recuperare le putrelle a terra del peso di circa 80 quintali ciascuna. Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse nel primo pomeriggio con il pieno ripristino della sicurezza in strada. Parliamo adesso di abbandono scolastico in provincia di Belluno. Dispersione scolastica in provincia di Belluno. I numeri possono anche sembrare piccoli, ma non vanno mai sottovalutati, anche e soprattutto per le situazioni di disagio che ci possono essere a monte. L'abbandono scolastico è un fenomeno molto grave e il fenomeno di dispersione sappiamo che è comunque segnale di un disagio che deve assolutamente essere affrontato ed è anche un fattore di rischio per confluire in aree di disagio e di rischio, quindi assolutamente è necessario che il territorio si attivi come sta facendo per contrastare questo fenomeno. Del fenomeno si occupa un tavolo permanente cui partecipano, oltre al capoluogo, i comuni di Feltre, Longarone, Limana, Borgo Valbelluna, Ponte nelle Alpi, Cesio Maggiore, oltre alla comunità montana dell'Alpago, mentre i contenuti verranno approfonditi in un convegno promosso per il prossimo 6 maggio. A lasciare gli studi ci sono bambini dalle elementari come studenti del liceo, mediamente una mezza dozzina all'anno. Quando avviene la segnalazione interviene il comune e se lo studente non torna in classe per adempiere al ciclo di studi obbligatorio per legge, in base al decreto Caivano, chi ne è responsabile rischia una incriminazione penale per elusione dell'obbligo di istruzione del minore, che può portare a una condanna fino a 2 anni di reclusione. Siamo veramente convinti che il dialogo tra le parti, quindi parlare con il ragazzo e la famiglia, capire un po' le dinamiche che ci sono alla base del disagio che non fa andare il bambino e il ragazzo a scuola, siano importanti per arrivare a prevenire e altre assenze da scuola, ma soprattutto far superare questo momento un po' magari di disagio che ha il ragazzo. Ritorniamo sul maltempo perché ho degli aggiornamenti che riguardano in particolare la provincia di Vicenza. Vi dimostro il grafico di prima diffuso dallo stesso assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che si riferisce a Valle del Pasubio. È stato aperto il bacino di laminazione di Montebello, segnalati numerosi interventi su tutta la Valle del Lagno per allagamenti. Sono in corso attivazioni di volontariato a scala provinciale nel Vicentino in supporto dei comuni richiedenti. Valdagno e Trissino hanno chiesto supporto. Questo dunque nel Vicentino, mentre resta gialla l'allerta fino a domani sera alle 20, ma appunto fra qualche istante ci saranno le previsioni del tempo subito dopo la sigla. Da Treviso e Belluno è davvero tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di serata.